Bar e da poche ore anche vicepresidente di FIPE Veneto Giovani. Intanto benvenuto. Grazie Matteo, buona serata. Allora, dicevamo FIPE Veneto Giovani è una sigla nuova, un gruppo neocostituito. Proprio nuovo, neanche 24 ore fa è stata messa la firma e è nato da un'esigenza di voler avvicinare appunto il mondo dei giovani, i primi che si mettono adesso in gioco di nuovo per quella che chiamiamo la ripartenza dei pubblici esercizi, tutto quello che è il comparto ristorante, bar, quello un po' più declassato delle discoteche, quello appunto fino ad arrivare comunque agli hotel, che ha bisogno di creare questo passaggio, questa voglia di formarsi, questa voglia di crescere appunto, e per riuscire a portare avanti magari anche solo le aziende che erano una volta di famiglia, magari portare innovazione, portare nuove cose. Esiste già FIPE Senior, diciamo così, FIPE Veneto Senior. In realtà creare un gruppo giovani, siete i primi in Italia a farlo, mi sembra, a livello locale, regionale, è proprio per stare vicino ai cosiddetti under 36 o comunque fino ai 40 anni, che spesso hanno difficoltà un po' ad accedere al credito, rischiano magari di rimanere un po' soli nel mettere su impresa oggi, e sappiamo con tutte le difficoltà Covid incluso. Sì, infatti a livello associativo è quello che magari ti sprona ad avere quella spinta in più, a riuscire a, comunque sempre tramite appunto i corsi di formazione che vengono fatte, le nuove iniziative che stiamo portando avanti per appunto crescere tutti quanti insieme. Che momento è, Emanuele, questo per le attività bar, non solo, ristoranti? C'è stata una bella ripresa quest'estate e anche i primi indicatori di questo inizio autunno per il momento sembrano essere molto positivi. Diciamo che il tempo che tiene, come si suol dire, sta ancora dando fiducia. Dobbiamo infatti anche ringraziare il fatto che per fino al 31 dicembre sono stati qua, almeno a Verona, sì, prorogati i plateatici, quelli di extra Covid. Sono fondamentali perché è quello che ti dà la possibilità di dividere, anche se è brutto usare questo termine, il Green Pass o meno, di poter continuare a lavorare. E a proposito di Green Pass, qual è un po' la posizione di FIPE Veneto, ma comunque anche di FIPE Verona? È uno strumento importante sicuramente, che considerazioni avete fatto voi? Allora, quando è stato proposto il Green Pass è stato deciso di prendere la forte posizione di appoggiarlo, perché se l'alternativa al Green Pass fossero stati gli altri tre colori sarebbe stato veramente peggio. Quello che abbiamo visto tutti, abbiamo visto cosa hanno fatto alle nostre economie il rosso e l'arancione. Assolutamente. Proviamo col verde, quello. Proviamo, esatto, con il Green Pass. Questa nomina, insomma, penso che ti carica di responsabilità. Ti vediamo qui, tra l'altro, nella foto con il direttivo di FIPE Giovani. Il direttivo di FIPE Giovani, sotto il cappello del famosissimo Erminio Alaimo, certo, che è il presidente appunto della FIPE del Veneto. A capotavola, lo vediamo. Proprio è lì, super. Comunque, infatti, siamo un gruppo a supporto dei senior. E abbiamo il compito appunto di mandare avanti tutte queste iniziative giovani e smart con me, che sono compagni di banco anche nel nazionale. C'è il presidente Alessandro Lago di Ape Padova, Elena Bordin di Venezia, e dopo c'è Matteo Collot che è di Treviso. E li riguardiamo, quindi li hai nominati tutti, quindi facciamoli. Dopo ci sono anche, comunque copre tutto quello che è il Veneto, copre tutte le province. Questo era solo la presenza, gli altri erano tutti collegati online. Vi vediamo qui in questa foto con un bicchiere in mano perché avete brindato chiaramente la nascita del gruppo FIPE regionale, e prenderete in mano di nuovo il bicchiere al Vinitaly perché ci sarà un appuntamento importante. Il nostro primo appuntamento ufficiale, dove appunto vedremo la luce davanti al pubblico, sarà quello di premiare, nell'occasione del Vinitaly, quello che ci sarà ad ottobre, il giovane, diciamo, più meritevole tra ristoratore o barista, che nel 2020 si è contraddistinto, magari anche se il momento era buio, per iniziative, per tutto quello che è stato la voglia di riemergere.
Insomma, ci sarà quindi l'occasione magari all'interno anche di questo grande format, appunto Vinitaly, che torna, tra pochi giorni torna anche, anzi è tornato, è iniziato oggi Marmomac, quindi siamo felici anche di questo, e ci sarà sicuramente anche il presidente Zai a darvi un po' di supporto. Emanuel, grazie per questa chiacchierata, grazie e complimenti per il tuo impegno, Grazie, associativo, grazie a voi. e ci sarà sicuramente modo di tornare a parlare e a ritrovarci qui a Verona Economia. Grazie, buona serata. Noi lasciamo spazio alla musica e poi torniamo con il quarto ospite di oggi. A tra poco. Grazie.